き好きでどれだけ強いを避けても歪まない覚えでなバカみたいバカみたい本当だからあんた信じるばかりで強い女のふり切なさの夜風浴びる一人になって3年が過ぎ街なりさえな課題がしたなのにどうして見れるだけ置き去り e non c'è il testo davanti oh mani kuna ondoko ya nai mo yukina aju shimasu sagami no sei sei suru wa verrà puta chat molla rapim grattato numerosi scroti scarso mi sono dimenticato Francesco scusami allora la prossima parte è tutta dedicata per il nostro amico Francescone vai Gianmarco massimo impegno dame dane dame yo dame nano yo anta ga suki de suki sugite dore dake tsuyoi o sakedemo yugamanai omoide ga baka mitai mani rokuna otoko yanai soroi no yubi wa azushimasu zamamiro sei sei suru wa nanana no yo kono namida baka mitai oh mani un'altra volta non arriva come si fa bene sì oh mani grazie per i complimenti Francesco che ci stai facendo molto gentile come sempre e si vede che stava senza fare niente e si grattava lo scrondel ci può stare succede sempre a lui però allora e anche sera buona e anche sera Francesco ti pensavo prima perché ho risposto ad un commento e pensavo a te che sei la mia fonte di ispirazione per i commenti c'erano persone tutte radunate che dicevano che bel gioco che wow, bellissimo, stupendo, nuova generazione, gioco super più. Il futuro del gaming è qui, signore e signori. È qui. Ma poi ci ricordiamo che esisti tu, Francesco. Un uomo di parola, un uomo vero. Io allora devo fare in questi giorni, poi glielo mandiamo, facciamo questa cosa qua. Abbiamo deciso. Eccolo là, 5 no, Francesco, no, che 5 e mezzo. Secondo me 5 e mezzo al momento, secondo me il voto più veritiero. Sono stato attaccato da una persona, gliel'ho raccontato prima a Gianmarco, che ha esordito con queste parole. Tu sei la classica persona che ha visto 3 video e sta commentando il gioco. Risposta mia, no signor deficiente, c'è una live che testimonia che l'abbiamo provato in più persone, eravamo pure un bel po' ieri, Quindi, prima di parlare un attimino,
Ma tanto sono tutti professori sul web, Sì. tutti sanno tutto. Oh, buonasera Nez. Oh, Inezzo, buonasera. Non ti ho mandato ancora il link perché stanno aggiornando alcune cose dall'app ufficiale. A questo punto ho detto, aspetto prima la versione completa e poi per domani te la mando, che è una cosa che mettono stanotte secondo me. Inizio del droppato. No, ma io voglio provare l'aggiornamento giusto per vedere. Non ti preoccupare, non mi sono riuscito a far sentire, però ho detto, visto che ti voglio dare tutto per bene, perché con l'ultima versione sono cambiate un paio di cose, te lo dico tranquillamente, ti metto vicino anche i file che ho usato io per la traduzione, che ho un pochino già corretto, quelli li do solo sul mio canale Discord per chi si abbona, eccetera, eccetera. Te li regalo per il tempo che ti sto facendo ingiustamente aspettare. Quindi ti mando il pacchettino, ti sto facendo già tutto fatto per bene. Bello infiocchettato. Io devo pullare un personaggio che è uscito qua, poi ce li ho tutti. Poi forse un altro ancora? Ah, per dire! Ah, Nez, se passi per il canale, attento a nominare Persona 5X quando c'è Alistair 23. Attento. Attento che mozzica. Sì. Ma zio, indovinate un po'. Ah, prima che mi dimentico, scusa Giamma, Vabbè, ti mando anche il codice se vuoi del... Io lo chiamo parco giochi anche perché non so come cazzo chiamarla quella modalità. Che se entri comunque nella gilda che ho creato riesci a farmarti anche qualche punto e metto a disposizione gli altri personaggi che prendo. Allora, Stavo dicendo, oh, zio, indovina oggi chi ha avuto finalmente il suo regalo di Natale? -8, ecco appunto. Indovina? Tu, Proprio io, e indovina da chi l'ha avuto? da Francescone, fra Esattamente. poche ore. Fra po- In che senso fra Ah, poche? -8 fra poche ore, nel senso Ah, che ok, combatteranno ok. 8 giorni al gioco più bello del mondo. Allora, tu dove eri arrivato prima che staccavi? Sì, ti posso dire grosso modo quante cose c'hai da fare. Ero al terzo palace, quindi penso che hai fatto il primo blocco che si è aperto. C'hai 2-3 blocchettoni grosso di palazzo da esplorare. C'hai una modalità nuova tutta da provare. C'hai il memento, hanno sbloccato gli altri piani e puoi continuare a scendere. E c'hai tutti gli skill tree nuovi da sbloccare. Allora, noi abbiamo altri 6 giorni di pura bontà suina a questo punto, Come mai suina? Non lo so. che ci faremo come dei porcelli. No, allora è finito con l'ultimo aggiornamento, il terzo palazzo è completabile al 100% anche con il prossimo risvolto di trama. Ci sono delle novità e c'è qualcosa che puzza anche per quanto riguarda Persona 5. Tanto ormai. Quindi voglio un attimo capire sta cosa. Il pattern che stanno usando degli aggiornamenti a rotazione è un aggiornamento alle meccaniche di gameplay, un aggiornamento minore e un aggiornamento grosso di gioco. Quindi adesso c'è l'evento di San Valentino, non ci sono ancora indicazioni per il prossimo aggiornamento, però comunque dovrebbe iniziare ad uscire fuori qualcosina del quarto palazzo, e sia a livello di storyline, quindi di cutscene da vedere, che di palazzo da esplorare ce n'è un bel po'. Allora, in questi giorni ti conviene, più che altro c'è il banner speciale per San Valentino, tutti i personaggi femminili, puoi selezionare quelli che ti mancano e prenderne uno. Per come gioco io ti consiglierei o Yui, che ad ogni attacco comunque fa un attacco elettrico supplementare, oppure ti consiglierei Futaba, che come navigatrice indebolisce di un botto gli avversari, e addirittura una delle 3 abilità che c'ha è quella di prendere l'elemento primario di uno dei personaggi e mette quella debolezza a tutti i nemici presenti sul campo, quindi inizia a fare botte su botte in maniera assurda. Oh, un po' di concime, dai. Infatti dopo per scaramanzia, che io pullo con Persona 5X solo quando c'è Gianmarco, perché durante i mesi Porca scorsi troia.
Soprattutto in estate non c'era lui, io non riuscivo a prendere un personaggio neanche sicché. Penso che dopo mezzanotte un 10 minuti comunque lo metto, che mi manca solo Futaba come personaggio. Allora, bucato, non abbiamo tantissimo. Mishima, Yoshida e Kawakami. Allora, io non ricordo come si sblocca Kawakami. Nella cutscene l'abbiamo fatta. Vado a vedere che non mi ricordo. Allora, vediamo un po'. Come sbloccare? C'è la cutscene. Hanno aggiunto anche locations nuove, anche diverse da Persona 5 normale. Allora, è stato aggiunto 2 quartieri nuovi. Uno non ricordo il nome ed è stato aggiunto a Chiabara. Sono stati aggiunti tramite uno dei social link, puoi sbloccare altri luoghi per gli incontri, quindi puoi maxare i social link ancora più velocemente. Come location nuove rispetto a Persona 5 ancora niente, più che altro sono stati aggiunti i quartieri che poi sono stati aggiunti a Persona 5. Ok, era sparito tutto all'improvviso, che è successo? Ok. No, si era fatto lo schermo completamente nero, non vedevamo assolutamente niente. Sono aumentate le ricompense nei vari... Ah, è stata aggiunta la modalità My Palace come Persona 5. E da lì, già appena la sblocchi la prima volta, visto che già giocavi da tempo, ti sblocchi un casino di bonus. Con le monete che acquisti all'interno, tenendo i personaggi a rilassarsi nella stanza, puoi sbloccare delle passive che comunque ti danno dei bonus fissi proprio a livello di gameplay. Esempio, io ogni giorno non prendo più 5 punti stamina, ne prendo 6 o 7. Quindi riesco a fare 2 azioni in più al giorno. Infatti non ci avevo fatto caso a sta cosa. Prendi un bel po', recuperi parecchio. Sì, mo recupero 6-7 punti. Questo ci piace. Me ne sono reso conto che un paio di giorni non ci ho giocato e io ho il conto di quando arrivavo a 20 per non andare in eccesso. Mi capitava però che lo caricavo col telefono altro e mi trovavo sempre a 20. Dicevo, ma non sto giocando, non... Poi mi sono ricordato di sta cosa. È la prima volta entrata là dentro dal livello 1, sono arrivato al livello 38 col palazzo. C'avevo 50.000 cose da sbloccare. Il consiglio che ti posso dare è cercare, in base comunque al tempo che hai, di toglierti il prima possibile da mezzo il palazzo e di portarti a zero almeno con la storia. Allora, parlando a Yuki a Shibuya. Hanno migliorato un po' di cose allora, ha scritto Naz. A livello grafico è stato cambiato l'engine e le animazioni sono di un bel po' migliorate. Grafica più pulita, meno bug, crasha di meno, non c'è bisogno di mettere il sistema operativo in cinese, lo prendi, carichi e non c'è più quel bug che c'era durante i combattimenti e i fight. È stato aggiunto tutta una serie di ulteriori skill tree ai vari personaggi e una nuova modalità con combattimenti da fare su una specie di planetario dove puoi sbloccare altri materiali per potenziare i personaggi. È stata aggiunta la modalità Monopolio, il gioco di carte presente in Persona 5X che va avanti a stagioni, e pure lì si possono sbloccare un casino di gemme, ma scalare la classifica è un pochettino difficile. Allora, ok, quindi dovrei parlare con te. Aspetta, eccoti qua, vieni qua, pezzettino di sterco.
Tu vuoi che facciamo la quest, ok. Guarda, mi credi, io i tarocchi li metto una volta, non ci sto pensando più. Io cerco di fare sempre comunque con i 120-150 di stamina, vado lì e vado a colpo sicuro e poi aspetto un pochettino i giorni successivi per fare altro. Diciamo mi sono suddiviso la settimana in giorni in cui faccio... dico campanelle perché sono l'oggetto nuovo per potenziare i personaggi. Ed è un oggetto nuovo che tu non conosci. Un altro giorno mi faccio un'altra cosa, un giorno mi potenzio i persona per quanto possibile. Diciamo che suddividendomela un attimino così sto riuscendo per quanto possibile un attimino a andare meglio, mettiamola così. A tenere, diciamo. E ripeto, io sto solo comprando il pass, quello là completo in versione premium per i vestiti. Ho la voglia di collezionare tutti gli abiti che escono lì dentro. Io mi ricordo la fatica a farmare i tarocchi. No, quello per questo stavo rispondendo. E i tarocchi all'inizio erano un bel cagamento di cazzo, effettivamente. Io tutto il periodo principale dove ho giocato, tra trovare i tarocchi e farmare il materiale per potenziarli, ci ho messo un po', ci ho messo 2 mesi. Però comunque c'avevo un gioco di persona che giocavo 2 orette al giorno, un'oretta al giorno, mi facevo le giornaliere, mi potenziavo qualcosa e via. Ho portato tutti i PG all'80, ho tutte le abilità a livello massimo, 2-3 personaggi sono riuscito a sbloccarli al massimo. C'ho Han e Ryuji al massimo grado possibile. Ryuji quando entra e mi fa l'attacco carica, salta un turno e si potenzia all'attacco, tira delle ceppole di 150-160 mila. Fa male. Che sia, fa molto male, molto male. Un fratello, un amico, un compagno. Allora, qua a questo punto io sto comunque pensando cosa fare. A parte le pippe. Oggi dobbiamo fare anche un po' di memento, prima di finire i giorni. No, ma assolutamente, ma assolutamente. Abbiamo 2 quest. Abbiamo 2 quest. Capi come? Allora, il piano ottimale sarebbe questo. Fare da qualcosa stasera. Possiamo fare il burger e vediamo di potenziare comunque il coraggio. No? A forza voglio andare qua. Dai, mementa un po'. Sì, ma di fatti mementiamo. Non domani perché domani voglio sbloccare la professoressa come social link. Per gli amici Chester McFallen. Allora, facciamo la sfida a questo punto, almeno prendiamo un po' di coraggio. Anche perché lunedì si può andare anche a scuola. Io a secondo. Bravo Francesco. Grazie Francesco, ti voglio bene. Grazie quando c'è a secondi. A secondo un po', dai. Madonna mia. C'ho sempre il ricordo del panino al compleanno di Giuseppe. Madonna mia, era una cosa... Mamma mia. Mangia. Ok. Almeno vediamo se sale. Sono qui da supporto. Avrei detto più da supposta, però stavo pensando io ad altre cose, Francesco. Ehi, non insultare il mio fratello di galla. Anche perché, guarda, devo essere sincero. Spara un po'. Francesco, ti voglio fare un grandissimo complimento. Perché sto parlando di Persona 5X e non sta dicendo che è una merda, non sta dando problemi, mi sta dando modo di spiegare le cose. Grazie mille, Francesco, mi fa veramente piacere. Il silenzio è la miglior risposta. Con le sue Va frasi bene, critiche, va bene. Però lui ha capito che mi piace e che se lo consiglio ad altri, hai capito? Un pezzo di merda, ma gli vogliamo tutti bene. Sì, Oi, ecco, gli fai un complimento. No, Francesco, ti prego, Francesco, calmati. Ti prego. Dai, Francesco, vieni a giocare anche tu a Persona 5. No, vedi che poi sei anche tu. Francesco, non rispondere. Stavo scherzando. Non rispondere, Stavo Francesco. scherzando. Ti stai stigando. Io Francesco. posso solo sperare che se un giorno esca davvero, cosa che spero per Atlus, che si farebbe un bel po' di soldini, che andrebbero a Persona 7, però va bene lo stesso. Io spero che quando esce in versione originale, completa, tranquilla in italiano, piena bella grossa di aggiornamenti e fatto meglio di come l'ha provato lui, che magari gli concede un tentativo a scelta sua. Così, la butto lì, la butto morbida.
Francesco, non l'ascoltare, l'ha buttata morbidissima. Allora, Attento. sapete da quale figura deriva l'aspetto tipico dei pirati con pappagallo e gamba di legno? Da Francesco. Oh, Io credo che sia John Silver. tu ti senti John Silver? Io ti dico che è John Silver. Però potrebbe essere Capitan Kidd perché, vabbè. Capitan Kid è il persona di Sì. cosa? Cioè ha il pappagallo. Non mi sembra che abbia un pappagallo. Capito? Allora, popolo del web, John Silver. Mamma mia, lo zio, sei potentissimo. Corre da. È corretto. Corre da, però. Long John Silver, dall'Isola del Tesoro. Cosa che poi mi dico da anni, piccola battuta. Ok. Libro che ho letto da piccolo e da cui mi è venuta la passione per One Piece. Piccola parentesi. È stata fatta la versione Disney quando ancora Disney faceva film Ok. belli. Ha fatto Il pianeta del tesoro. Ah, vabbè, bellissimo. Non l'ho mai visto e Max Pezzali ha fatto la sigla principale che io ho ascoltato almeno 500.000 volte. vederlo. Non l'ho mai visto Il pianeta del tesoro. C'ho sto buco che devo risolvere prima o poi. Io ti faccio notare una cosa. Leggi. A volte il cazzo sta sopra le palle, Roosevelt. Io non credo che il presidente Roosevelt abbia detto questa Credo frase, neanche, Francesco, non però- credo neanche io. Però noi non c'eravamo, noi non c'eravamo. Noi non quindi c'eravamo. potresti aver ragione tu, che comunque hai una certa età. Poi se no si arrabbia. No, io mi immagino personaggi storici importanti che in momenti davvero importanti per la storia dell'umanità in quel momento hanno pensato: ma no, che cazzo hai combinato? Cioè, ci sarà stato qualcuno. E qualcuno ha detto il cazzo sta sopra le palle. Pensavo l'avrebbe detta più Rocco Siffredi sta frase. Però va bene, va bene. Va bene. Boh. Ragazzo totalmente pazzo ormai. Io all'inizio volevo metterlo in poi. C'è stato un piccolo periodo dove quando ho iniziato a lavorare la scorsa estate non sapevo se riuscivo a giocarci, invece era paradossalmente l'unica cosa, ero in un posto dove non prendeva internet, riuscivo a prendere giusto quei mega, ma proprio giusto così, stavo sul letto così nella roulotte, prendevo byte per byte alla volta e comunque mi faceva compagnia, quindi l'ho continuato, c'è stato tutto l'evento estivo, guarda ti dico... Sti eventi che mettono della durata di 2 settimane dove aggiungono o qualche modalità di gameplay nuova o un evento di collaborazione con Persona 5 Royale e si sta portando pure là avanti la storia, sono fatti carucci, semplificati al massimo, cioè ti dicono proprio vai qui, fai questo, fai quello, però sono pieni di fight grossi, sono sempre modalità diverse con varie cose da fare. Sinceramente non è la stessa cosa tipo classico gioco. Sì, è sempre lo stesso stage però con una skin diversa. Fortunatamente no. Allora la professoressa dov'è? Nella sala professori? Professoressa. No, dovrebbe dirmelo. Oh, professoressa, tu sei importante. Oh, tu non ci stai seguendo. Ero così presa dal libro che non ti ho notato, certo. Certo, Tu madre. certo, non ci stai seguendo tu, certo. Vergogna. No, non ci sta seguendo, ciao Marco. Ma qualcuno la può fermare. Non ci sta seguendo. Ya, Aspetta, voglio fare. non ha Guarda come corre, guardala. Aspetta. Ok, vabbè. Ok, questo, dovevamo parlarle qua. È un dettaglio che non ci avevo mai fatto caso, ti dico la verità. Sì, ah, ok, direttamente con lei. Ma proprio perché, cioè, proprio sei tornato all'aggressività, Francesco, cosa è successo? Questa No, è così mia moglie, sblocchiamo Francesco, lei. Ma cotona. Lasciate stare mia moglie. No, comunque Nezza, a questo punto, sinceramente, visto che l'unica novità che c'è stata è che comunque sono state sia introdotte a livello software la compatibilità con i sistemi americani e europei, mettiamola così, c'è solo la notizia che è stata fatta partire la beta in Giappone, altre notizie non ci sono, quindi sinceramente, visto che ogni 2 settimane
vengono aggiunte cose e il gioco sta continuando ad andare avanti. T'ho detto, sto continuando a comprare il pass, hanno fatto l'anniversario per i 6 mesi di gioco, hanno messo dei pacchettini a 10 euro. Io non ti dico bugie, 2 li ho presi. Cazzo, ci sto giocando da 8 mesi ormai. Almeno, sì. 20 euro glieli butto dentro con piacere. Poi Futab non l'ho trovata e sta cosa mi sta mandando ancora al manicomio. Però va bene. No, non è Futab. Sì, di là manca Futab. Ma tu. Ah no, Futab, aspetta. Futab. No, Futab, mo stavo pensando un'altra Ma cosa. ricordo un nome che, però hai capito chi? Abbastanza. Sai come? No, ricordavo Futab perché gliel'ho consigliata a lui prima, per questo ce l'avevo in testa. Vabbè, tanta roba. Allora, a questo punto abbiamo il numero della dottoressa, della professoressa. Allora, potremmo portare avanti Annarella o Takemi. Voglio pensare un attimo alle cure. Allora, Takemi. La dottoressa della morte. Medico di fortuna. Ok, tu sei la morte. Molto confortante. E la morte ce l'abbiamo. Ok. Niente. No, ma questo è l'anno che l'annunciano, Nez. Allora, Fantazio è uscito. Persona 3 Reload è uscito. E non c'è più niente, Atlus, che non vendi? Non fai cose? Facciamo? Non fatturiamo quest'anno? Quindi Vediamo un po'. la speranza è che venga annunciato prima dell'estate e proprio al massimo dicembre-gennaio dell'anno prossimo esce. Ma da qui ad almeno un anno e mezzo minimo Persona 6 esce. Cioè ormai è tempo. Magari. È il tempo delle mele. Il tempo del 6. Dammi Persona 6 per piacere. Ho giocato tutti i 58 spin-off. Ho riportato in live Persona 3, Persona 4 e sto riportando anche il 5. Se ci riusciamo portiamo anche i primi. Atlus, che devo fare di più per farti uscire Persona 6? Io non lo so. Ti sto giocando anche un gioco che hai fatto uscire in Corea e me lo sto autotraducendo in italiano per giocarci spendendosi soldi. Come faccio io? Cioè, Non fate così. non lo so. Maledetta aperta poco. Vabbè, adesso io per un momento credevo stessimo sul 5X, per dirtelo, infatti ho detto minchia, però ma allerta polline dopo scuola, guarda di è fatto buono, però è stato tradotto A me i mondi mi si confondono spesso mentre gioco a entrambi. Sì, c'è un problema, c'è un problema. Si parlava anche di remake dei vecchi Persona. E quelli noi li gradiremmo non poco. Allora, io come dissi a Gianmarco e anche ad altre persone, ma neanche tantissimo tempo fa, Atlus mo deve annunciare qualcosa, non c'ha niente. Non c'ha niente, non c'ha proprio niente. Però, Quindi, se mi annunciano il remake di Persona 4, io sono stracontentissimo perché continuerò a dirlo tranquillamente. Amo Persona 3, straamo Persona 5, ma Persona 4 è il gioco della mia vita. Quindi un remake fatto come è stato fatto con Persona 3 Reload a me andrebbe benissimo. gradiresti. Annunciano il remake del primo o del secondo? Mi va bene anche così. Mi annunciano Persona 6? Ancora meglio. Quindi Atlus deve solo dire A. Io sono felice. Sono felice e sgancio. Pensa. Sì, Francese, ma aspetta, su questo pure... Pensa tu su quale dei punti adesso? Forse sui remake che dice che stanno ormai remake gioco nuovo 2.5. No, ma il remake dei primi due ci vuole, Francesco. Perché vedi due così vorrei vederli anche io fatti bene. I remake dei primi due ci vogliono assolutamente. Tu in una piccola parte di universo che si trova alle mie spalle, tu sei stata la mia scelta. Subito come l'ho vista, Romance sei tu. Allora, Io qua direi la prima. ok. No, tutte e due 0, tutte e due 0. Sì, Francesco, perché è come giocare a Persona 5 perché le location sono quelle. Il mood è quello, però non è Persona 5, quindi un attimino mi destabilizza, ma in senso positivo, sia chiaro. Però è bello pensare che questo finisce, quello sta continuando. No, ci sono delle piccole lamentele perché mi fai una scena di persone che passeggiano, tutte non skinnate, mi fai passare un anziano skinnato,
o forse questo personaggio c'entrerà qualcosa. E c'è stata una quest dove c'era un personaggio non skinnato che si lamentava proprio di questo fatto qua. Diceva proprio: io sono una persona senza volto, sono uno dei tanti che cammina. Nessuno presta caso a noi, però anche noi siamo importanti. Ok. Allora, ho bisogno della medicina. Io prego per una dimensione in cui Konami fa i remake dei primi Metal Gear. È la stessa dimensione in cui io già ho espresso il desiderio di voler essere anche io presente. Hai fatto il remake di Snake Eater, che cronologicamente viene prima. Sarebbe carina una cosa tipo come è stato fatto il remake di Zelda da Nintendo. Lo tieni con l'impostazione classica di Metal Gear 1 e 2, però lo fai con una grafica moderna e sistemato, va bene, anche perché Konami non può fare un nuovo Metal Gear. No, ci ha provato, ci ho giocato, ci ho perso anche un bel po' di tempo, ma non è Metal Gear. No. La storia del 5X fino ad ora come ti sembra? Allora, per gli argomenti trattati, pure nel terzo capitolo, ci stanno andando giù un bel po' pesante. Non è una trama scontata, ci sono i soliti colpi di scena, ci sono piccole anticipazioni per quello che sarà il futuro. Stanno portando una specie di sottotrama collegata proprio su Persona 5 e sul perché comunque ci sia il caffè LeBlanc in un certo modo e perché ci stiamo immaginando le cose. Quindi secondo me pure una cazzatina finale dove collegheranno i due titoli ci sta, proprio perché è apparso anche Joseph in Persona 5X. Non ha detto niente in particolare, però c'è stata una frase da parte dell'assistente della Velvet Che è un po'. dove commentava il buco nel muro fatto nel palazzo di Persona 5 da Joseph con la macchina la prima volta che entra, e sta cosa non me la ricordavo. Portando Persona 5 in live ho rivisto quel punto, mi sono ricordato la scena in Persona 5X e ho detto aspetta un attimo, cioè qui c'è del puzzo, Quindi voi. proprio perché non è stato questa è la stanza, tu vedi il buco, dici è un easter egg. No, proprio c'è la cutscene che lei si ferma. Perché c'è questo buco qua? Deve essere successo qualcosa. Magari è qualcosa che poi potremmo capire e Un poi po' aggiusteremo. sospetto, diciamo. Persona 5X birichino che non sei altro. Allora. Assolutamente sì, chiamiamola professoressa. Allora. Professoressa. Dobbiamo essere coraggiosi per usare il telefono. Oh no, zio, facci usare il telefono. Per piacere, dobbiamo chiamare la maid, dai. Mamma mia, zio. Oh, parole crociate. Allora. Nihonga, opera d'arte. Non so. Vabbè, noi facciamo prima quest'altro qua. Avvolge il sushi. Alga. E fine qua. Siamo tutti d'accordo. Non siamo d'accordo perché non c'è la L. Quindi. Cintura per kimono. Facevo anche. No, però vabbè. Cintura per il kimono. Come cazzo si chiama? Allora andiamo sempre per esclusione. Che con l'esclusione si arriva dappertutto. Allora. Arte floreale giapponese. Francesco mi serve una mano. Francesco. Non ne sappiamo manco una. Io queste cose le devo sapere perché sennò c'è un problema. Che c'ho la parola crisantemo in testa perché ho queste CR qui che mi stanno un attimo depistando. E c'è anche la ISO. Toglietevi da mezzo. Allora. Allora. Francesco. Francesco, sei vivo? Io no, non vorrei dire, però facendo un ragionamento. Io vedo quando vado su un altro canale Twitch per seguire qualcosa,
Se allo streamer serve qualcosa, chiede aiuto ai suoi moderatori e i moderatori gli danno una mano. Certo. Perché io chiamo il mio moderatore e non mi dà una mano? Perché? Arriva. Ikeban, ecco. Oh. Perché? Moderatore è più veloce però, Ok. E questo ci siamo. Che si usa per le carte Hanafuda. Non sei un moderatore. Sei moderatore. A posto. Vedi, il problema. Se c'è un problema, va risolto. A posto. Per favore. Francesco, sei stato promosso di nuovo per la 15ª volta a moderatore. Cerca di tenerti il titolo un po' di più questa volta. Che si usa per le carte Hanafuda. Sono quelle carte con dei simboli che cazzo è col sole, tipo che sorge, le carte Hanafuda. Ok. Quindi non c'ho l'H. Ah, no. questo è l'or, ci ha dato. Ah, ok, ci ha dato. Dobbiamo Vabbè. capire le altre. Mi scusi, signor moderatore. Mi scusi, se non la disturbo. Così, giusto anche per sbloccarlo tutto e fare bella figura. Nori? L'alga Nori? Signor Marco, ti posso fare moderatore? Io lo sono già. Lui lo è già, è vero. Cintura per kimono. Nipponica. Grazie mille, signor moderatore. Non prendiamo Come? punti però. No, si prende solo con il completamento questo qua. Grazie mille, signor moderatore. A differenza degli stili artistici occidentali importati, i dipinti prodotti dopo il 1900 con tecniche giapponesi sono chiamati Nihonga. Durante il periodo Meiji i turisti in Giappone chiamavano queste opere dipinti giapponesi, letteralmente Nihon Giappone e Ga opera. Morgan, se non la sapevi tu, noi abbiamo Francesco, tu non hai Francesco. No, Adotta un Francesco nella tua vita. prendilo. Piglia dello tuo prendi No. anche tu un Francesco. Ma lui è un caro amico. Perché Nio è Giappone e Ga opera. Bravo, hai letto bene. Quindi il gioco Nio vuol dire letteralmente Giappone. Sì, Che merda. no. Che merda. È come chiamare un gioco Italia. Non ha senso. Allora, io però stiamo uscendo un attimo qui fuori, non stiamo facendo niente di male. Allora, zio potrebbe salire? Ziuccio caro. Ziuccio caro. No. Ah, posso far salire lei, ma come la chiamo? Da qua? No. No, da qua si chiamava l'insegnante, no? Quindi non possiamo ancora farlo. E allora a questo punto... Proprio giochi non abbiamo cazzo di niente. Qui ci vuole la giocata intelligente. Quindi non so se la potrò fare io. Allora, coraggio. L'unica cosa resta questa qua. Facciamo una sfida e prendiamo un altro po' di coraggio. E domani andiamo nel memento. Dai. Salve. Vai. Ah, poi i Neds sono aumentati comunque, che mo mi sto facendo comunque un check delle cose che ti sto dicendo. Tra eventi e cose varie è più facile prendere i cristalli per fare le summon e cose varie. Noi facemmo in live l'altro giorno delle pullatine per cercare di prendere il personaggio che mi mancava. Avevo finito le gemme, avevo finito tutto. Solo per fare l'evento di San Valentino sono arrivato di nuovo a 4000 gemme in un attimo. Faccio check subito. Vai, check. Che check, Francesco? Check. Cuoco posta selfie nudo. Vabbè.
Ma da Rame a Tokyo. Dicevi. Così. Allora, dopo scuola. Allerta polline. Oh, ma- Allora, si salva. Si va in ritrovo. Allora, tieni una riunione così parlate dei casi. Ah no, questo è quello generale. Aspetta, aspetta. Vedi le richieste. Piccolo discorsetto e via. Ok. Ok, possiamo andare da entrambi. A questo punto facciamo Mementos. A questo punto, visto che sono pochi piani, ci conviene, anche per farmare un po', partiamo dal primo piano e via. Allora. Però a questo punto noi possiamo vedere un attimo una cosa che non abbiamo ancora visto per bene. Noi abbiamo tutti questi abitini, no? Va bene, va bene. Oh no, oh no. Vabbè, a posto. Mi ero dimenticato ci fossero questi qua. Va bene. Allora, parti dall'inizio. Modifica le decalcomanie. Stile lado fantasma. Va bene. Mi sa che l'evento scadrà presto però. Mi sembra ci dovrebbero essere tipo altri o 4 o 6 giorni, una cosa del genere. Difatti mo stavo premendo il pulsante di Persona 5X per attaccare. A posto. Oh, salve ragazzi. Ragazzi, voi dovreste andare giù proprio come niente. Se qualcuno vuole venire in squadra così facciamo anche qualche fusione, male non ci fa. Dai, metti Anna a grandi poppazze di Dio per mostrare dominanza. Ah, buonasera Pierluigi. Oi, Pierluigi, bonsoir. Pierluigi arriva sempre quando siamo in zona Memento o in zona Scalata Torre. Facci caso. Tutto bene, Pierluigi? Allora. Tu sei Giovanni debole lì, quindi facciamo un pochino così. Anzi, facciamo così, guarda. Staffetta. Facciamo così. Preso bella botta. E anche tu. A posto. So pochi punti esperienza, ma per il punto in cui siamo ci serve di tutto. Anche perché è vero, rispondono i fiorellini del giovane bravo bambino. Pezzettino di me. Che ancora, ecco, quella è una di quelle cose che se in persona 6 non viene un attimo spiegata, io mi incazzo. Mi arrabbio proprio di brutto, ma proprio tanto, Giamma, tanto, tanto mi arrabbio. Allora, tu colpi d'arma da fuoco. Switchiamo a lei. Anche perché Francesco, così già si vedono le tettone, quindi non è che cambiando costume cambia di tanto il risultato, eh. Allora, io continuo a prendere quanto più possibile. Solo dobbiamo stare attenti che potrebbe arrivare lui. Allora, qua facciamo come prima.
c'è il bikini, sì, ma nei Memento a quest'ora fa freddo. Non penso che in bikini. Poi va a finire si ammala, non possiamo far salire il social link, capi? È un bel problema. Poi se non ricordo male, non vorrei dire cazzate. Stronerie. No, no, proprio cazzate. In Persona 3 aspetta, così? originale. Vedi una live aperta comunque si sente doppio. No. Aspetta, Vedi un attimo. metto anche io. Che finora andava bene, non ci ho aperto niente qua Però sotto. nessuno ci ha detto niente. No, ma non c'ho neanche altre pagine aperte sotto. Vedete un attimo se per caso... Suca! Io ma prende, gli devo togliere di nuovo il coso del moderatore. Sto vedendo anche io la live. Ce la faccio più, ce la faccio più. Ma Che vitagrama. che viene raffreddata, la riscaldo con quantità come di sborra, perfetto. Vabbè. Che schifo. Quello stava pensando a Anna in bikini e ha sentito una doppia live che non c'era. Aspetta, allora, tu gioca così. Ragazzi, scusate, qualcun altro sta riscontrando il problema di Alistair? Enzo Suca! Franci, secondo me o hai bevuto troppo vino stasera a tavola. No, per capire. A me sembra tutto andare perfettamente. Io ho visto dal telefono, mo, però non sento doppio. Prova a riavviare la live, anche perché l'ha già fatto. Io devo fare pipì nel mentre. Mo Gianmarco si è sentito doppio, grazie al cazzo c'era la cassa qui vicino al mio orecchio, il microfono è qui, è partita la voce di Gianmarco alta, è normale che si sente due volte, in questo caso sì, Capì? in questo caso. No, penso... Francesco, vedi un attimo magari si è bloccato qualcosa a te, che penso pure i ragazzi da prima che stavano vedendo, se c'era qualche problema, penso che si notava. Ho detto che sentivi Gianmarco adesso, sì, perché è a 1 centimetro c'avevo il telefono, quindi il microfono riusciva a prenderlo. Allora, no, mi conviene andarci un pochino normale. Ok. Maragi e via. Poi se qualcuno resta in vita, vediamo di prenderlo. Senti il volume del gioco doppio. Allora. C'è aperta. Solo lui come fonte audio. È attivo il microfono. È attivo Discord, ma qua per sicurezza stacco anche lui. C'era ancora attivo Awawed. Fammi vedere da qua. Vado a farmi il bagnetto che domani ho da alzarmi alle 5. Francesco, lava un pochino pure bene le orecchie e smettila col vino a tavola la sera, Francesco. Francesco ti fa male, non lo reggi, Francesco. Tu senti doppio. Non si fa questa cosa qua, non si fa. Mi sembra mancavano 2 timbri da qui.
manca tutta la zona di qua. Ok. Possiamo fare come prima. Tu vai a terra. A questo punto andiamo a te. Signor Francesco si è andato a fare il bagno perché domani si deve alzare alle 5. E l'ho invitato a pulirsi le orecchie perché Ah, poi mi fanno un messaggio allora. sarà già sparito? Molto probabilmente. Francesco, se mi senti ancora... Suca. No, vabbè, ripassa prima di andare a letto. Così ti saluto per bene. Secondo me si addormenta nella vasca da bagno fino a domani mattina. Allora, non ci sono stanze segrete. Ok, allora a questo punto torniamo di qua. Facciamo così. Baton pass. Baton e passo. Allora ragazzi, se voi restate in piedi, io poi vi devo far male. Allora, fiorellini. Il caroggio Peppo dov'è? Voi siete deboli al fuoco, quindi torniamo da Ann. No, però non si fa così. Ok. No, ci mettiamo un pochino, però almeno prendiamo qualche punto esperienza e cose varie e vediamo di far salire qualcosa. Ok. Allora, armatura sporca da donna. Sempre debole al ghiaccio tu, ok. Facciamo così. Ci ha dato anche un oggetto, almeno una botta di culo in più. Watta watta. Bomba maledetta. Siamo riusciti a prendere. Allora, qui niente. Muro segreto, ottimo. Che vuoi? Ma stavo prendendo la cassa però. Tacci tu. Ah, tua sorella, quella birichina. Gulu, 2,77 l'ha shottato. Madonna mia. Ok, fatto. Allora. Blocco d'oro piccolo. Questo è buono. No? Questo è buono. Allora, di qua niente. Ok. Tutta la zona esplorata è questa qua. Sicurezza sempre. Li ricontrollo tutti. E al momento continuiamo a scendere. Non esce neanche quel bambino birichino. Poi dice che uno gli dice le parolacce. Allora. Il gatton. Ok. Due così. Allora, non dirmi che questa è la fine del percorso già. Tua sorella. Ok.
Ok, allora ce ne andiamo di qua e c'è tutta l'area lì a sud da controllare. Oh, uno che finalmente... vieni in squadra, dai. Buttalo dentro. Dai che dobbiamo fare dei persona nuovi, dai. Dai, dai. Ah, comunque poi la notizia che era uscita ieri quando te ne sei andato è risultata vera. Hanno preso buona parte dello staff di Marvel Rivals, Ah. che è ancora primo nelle classifiche di Steam, gioca tutto, sta andando tutto bene. Hanno preso e hanno cacciato tutti. Non se... No, non no, è capi- vabbè. Mi sembra sia arrivata una specie di risposta oggi, ma non sono riuscito a leggerla. Però fai un gioco buono e ti cacciano. Fai un gioco che è cattivo e non ti cacciano. O ti cacciano e vai a lavorare da qualche parte. C'è qualcosa che non va nel sistema, secondo me, eh. Qualcosa che non va. Poi escono titoli come quello di ieri sera e va tutto bene. Faccelo cazzo. Meno male. C'ho molto piacere. Ricordiamo, non è che sia brutto da far schifo, tipo Kong e il gioco di Gollum usciti l'anno scorso. Mamma mia, il gioco di Gollum. Là proprio parliamo dell'apice della schifezza. Là proprio sono cose che non dovevano uscire proprio. Titoli come quelli di ieri sera a Wowed sono grandissime occasioni sprecate. Bel titolo, ma nel 2025 un titolo first party così non... No. No, no, no. No, 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 no. Poi se qualcuno ha la possibilità e lo vuole provare col pass, di certo 79,99 così io non lo consiglio. No, no, no. Praticamente è come essere esonerati dopo aver vinto lo scudetto. Sì, Avowed, il nuovo titolo di Obsidian. Bello, caruccio, bella grafica, sistema di combattimento che è comunque un pochino divertente. Penso che forse tu se lo provi avrai questa sensazione, è come giocare qualcosa di visivamente bellissimo, però mi ha dato vibes di come se stessi giocando un titolo degli anni 90, cioè era sia nuovo che vecchio. Cannone ad area cave, ok. Comunque oggetti elementali in momenti di emergenza ci servono. Sì, da quando la cacciatavallo ne sono scesi molto in basso. Assolutamente sì. Cioè, si vede la differenza che c'è nei titoli. Per l'amor di Dio, gli ho fatto grandissimi complimenti ieri su un paio di cose che c'erano nel gioco che effettivamente va benissimo così. Ma in generale, prendendolo per quello che è, a me mi ha dato una sensazione di ma devo fare altre 80 ore di nuovo questo. No, no. Cioè io nel 2025 non posso vedere in un gioco a questa ambientazione e con quello stile di gioco con l'arco infinito, perché mi suona tanto come mettiamo l'arco nel gioco perché così lanciano le frecce più in più e via. Ho capito, non funziona propriamente così. Se tu mi fai un gioco fantasy improntato sul vivere un'avventura e non sono, madonna mia, non sono frecce magiche o quant'altro, che c'è una motivazione per cui io non posso lanciare frecce infinite, per me mi potrebbe anche andare bene. Ma non puoi dare una menata con una spada su un tavolo e vedere gli oggetti che si muovono, che c'è un ambiente vivo. No, è tutto attaccato esattamente dov'è. E anche se mi è stato detto che non si può paragonare a Wowed a Skyrim,
Skyrim queste cose le faceva 15 anni fa, quindi il ragionamento che provo a fare io è: ma non abbiamo capito niente di quello che è stato fatto di buono prima e che per l'immersività dovrebbe essere portato anche nei giorni nostri? Poi per l'amor di Dio, se qualcuno lo prende e ci gioca e si diverte, va Non bene. per voi. Ma dire è quello che credo bisogna smettere di fare. Voler per forza inghiottire la pillola e dirsi: sì, vabbè, però è carino per questo, sì, però è carino per quello, e nascondersi dietro al fatto che è un gioco mediocre, e poi non deve portare al fatto che continuano a uscire giochi mediocri. Poi non ci dobbiamo meravigliare se Assassin's Creed si è sputtanato, Dragon Age si è sputtanato, Star Wars si è sputtanato. Assassin's Creed molto probabilmente farà fallire Ubisoft. Che tristezza. Cioè, non so queste le cose di cui dovremmo parlare, parlando di videogiochi. Cioè, stiamo parlando di sfortune, persone che perdono il lavoro. Il problema è che gli si sta dicendo in tutti i modi: oh, ma guarda che i giochi così non vanno bene. Va tutto male ottimizzato. Non vanno bene. Io non posso che botta di culo. Mi fa male. Però non c'ho l'attacco nucleare, Gianmarco. Aspetta. Perché abbiamo lasciato Questo tutti grande in problema. famiglia. Tu non eri calcolato. Sei debole però. No, dai, aspetta. Che qualcuno faccia qualcosa. Per l'amor di Dio. Per l'amor di Dio. Dormi per la... Blocca tutto lui. Mannaggia la miseria. Non ce l'abbiamo? Aspetta. Ecco. Vediamo se ce la facciamo con uno. Quando uno è dietro al Planetscape Tournament Core 2 può tranquillamente essere definito uno dei migliori. Ma io guarda, non ho mai avuto tempo per rigiocarli. Che è collegato a quello solo. No, già l'ho letto, Ah, già l'ho letto. Non avevo fatto caso a quello solo. Pierluigi, io i Knights of Old Republic, io li ho, dire amati e dire poco, sono state una di quelle esperienze nella mia vita, soprattutto KOTOR 2. L'ho giocato una volta, amavo con tutto il cuore e l'anima Star Wars, sono state per me esperienze definitive che non ho voluto più ritoccare. Va bene così. Talmente che mi sono piaciuti e mi ci sono proprio divertito. Vedere di essere passati da quello a questo, che di base ha pure una bella storia, le scelte sono davvero incisive da quello che ho letto in giro, quindi va benissimo. Ma se tu, per fare proprio un esempio rapido, mi devi fare... avete visto il primo film di Mr. Bean? Certo, ho visti tutti. Ok. Bellissimo. Che tu mi fai un bel gioco con una bella grafica, con tante impostazioni, con tante cose che... Piccola parentesi, a me ha dato fastidio ieri la perculata per quanto riguarda il pronome, ossia, va bene che mi metti nel menu delle opzioni, nascondi o visualizzi i pronomi nella scheda del personaggio, perché è una cosa che ha causato problemi, è una causa che ha causato problemi e quindi è stata aggiustata. Però ho anche detto tranquillamente che per persone che hanno sensibilità verso questi temi, visto che all'avvio del gioco si apre subito un piccolo menu di impostazioni dove vuoi settare le cose, se volete fare davvero inclusione fatta per bene, mettevate anche lì questa opzione, così a chi interessa i pronomi, visto che di base l'opzione è disattivata, gli fai partire il gioco bello e attivo come piace a lui. Però se io metto che a me non interessano comunque i pronomi e tu poi nella scheda di creazione del personaggio mi metti seleziona il pronome, e allora mi stai pigliando per culo, scusami. Seleziono naturalmente quello che è, anche perché è un'opzione che uno ci può mettere 2 secondi. Però dovremmo un attimino finirla con questa finta inclusione e perbenismo e poi fare le cose a cazzo.
sarebbe un attimino perché l'ora. ricordiamo che esiste un gioco chiamato Life is Strange che tratta tutte queste tematiche. Che tu mi stranamente fai, fatto bene. che tu mi fai tutto questo gioco con questa cornice che ha qualche buco, ma vabbè dai, si può sempre migliorare. E poi all'interno del quadro, l'opera principale, quello che dovresti ammirare, quello che dovresti vedere, è il disegno di Mr. Bean della vecchia cornasone. Con tanti dettagli belli, ma con uno grosso che rovina tutto all'opera. Ti ha fatto anche una domanda, cioè ti vorrebbe consigliare un Tra l'altro, se vuoi farti un viaggione, puoi vedere tutti gli easter eggs di Kotor 2. Ho visto qualche video tanto tempo fa, ma davvero, credimi, è uno di quei titoli di cui non voglio vedere niente, non perché non mi interessi farlo, ma perché è stata una delle esperienze più belle che io abbia mai avuto. Me la voglio ricordare così. Mi piacerebbe giocarmi. Io ieri, noi avete visto, facciamo battute, parliamo in un certo modo, cerchiamo di essere carini e simpatici. Io ieri, pensando che stavo giocando a un titolo di Obsidian, dentro piangevo, ho detto no, non è, no, non si può, non è possibile. Ok, lui è il È bullo. proprio statico, è privo di vita. Cioè tu giochi e non sei invogliato. Per l'amor di Dio, grafica bellissima, No, è ambientazioni resa bene, bellissime, resa e bene. dico sta cosa in tranquillità perché la live di ieri è stata davvero una live di reazioni spontanee e si vede me che dico in tutta onestà quanto cazzo è bella l'ambientazione. Tu oltretutto che settaggi, come ce l'avevi settaggi? Medio alti, Quindi manco al massimo Manco della al potenzialità massimo, del gioco. manco E al comunque si massimo. vedeva molto bene. Quindi la resa visiva c'è tutta. mi aspettavo dei bug e già avevo letto il Black Frost. È lui. E già avevo letto che il gioco andava a scatti, dava problemi. Sì, Ragazzi, molto buono. ma avete visto in live quanti problemi abbiamo avuto anche con altri titoli? A parte qualche piccolo problema per quanto riguarda qualche bug dei testi e Ah, quant'altro, No, ma il gioco è andato fluido, un accidente, è andato bellissimo. Bene, e non ha dato un singolo problema, quindi sull'IA si poteva lavorare un po' meglio. È un peccato, anche perché anche Dragon's Dogma 2 ha fatto vedere come si usa un IA. io guarda, bene. Pierluigi, ti invito se vuoi, vatti a rivedere la live di ieri e Vabbè, la vedi. prima ora. Sì, è la prima oretta. Capo de cazzo, suca, tua mamma, tua sorella, Black Frost. Tacci tua. Ha dato Allora, per Luigi Kotor 2 e Torment ce li ha ancora sul PC. Non li ha mai tolti. tu vedi alcune cose che cioè, veramente non è possibile. Capisco che una persona che conosce adesso i videogiochi e ci inizia a mettere le mani dice cazzo è bellissimo e ci sta. Non hai metodi di paragone, No, è ovvio. non hai tante cose per Cioè, se un ragazzino che prende la Xbox e c'ha il Game Pass, gli dici giocati a WoW, come si chiama? hai rotto il come cazzo, cosa, hai rotto il cazzo. magari gli piace pure. Però, visto che Pierluigi, penso pure a te continueranno a dire sta cosa di continuo. Ogni cosa che uno prova a dire siete vecchi, siete vecchi, siete vecchi. Sì, siamo vecchi, abbiamo giocato anche più titoli, quindi abbiamo un bel po' di metodi di paragone per poter giudicare dei titoli. Se una persona come me, come Pierluigi, come Francesco, che nonostante la giovane età e l'essere una testa di cazzo ha giocato un bel po' di titoli, se voi vi siete avvicinati adesso ai videogiochi, avete provato al massimo Fortnite, che è un bel titolo, però non è che giocare a Fortnite rende videogiocatori. No, assolutamente no. Abbiate la bontà di non esaltare dei titoli come se fossero la venuta di Cristo sulla terra, perché non è così. No, poi non è a Wawed, che voglio bene, ma non è a Wawed, come cazzo si chiama? No. Cioè, poi per carità, magari andando avanti e riuscendo a superare il gameplay statico, il fatto che ci siano comunque bug anche a livello di testi che si ingriffano e quindi non capisci. Io ti dico, c'è una parte di me che un'oretta al massimo
Ogni tanto lo giocherei pure. Io al massimo lo possiamo portare in live e ce lo vediamo così. Purtroppo per farci delle risate, devo dire, perché... Però magari la storia ci piace. Ecco, non è che diciamo è una merda, non lo giocate. Diciamo semplicemente da parte nostra, 80 euro, se li dovete pagare, non li pagate, ragazzi, fate un'altra cosa. Non vale assolutamente. Fate il Game Pass a 10 euro se avete la possibilità. Bello Yakuza con i pirati a fare pungo da bang. Ma se legge la nuova frontiera del gioco, no, non è una frontiera, è un frontale di gioco più che altro. Allora, tu abbassa attacco perché tu molto cattivello, eh. Tu questi giustamente, perché sei un figlio di buona madre. Meno male che gli ho messo la bruciatura, meno male. Minchia. Oh, però bel cash. Noi questo non lo dovevamo fare. Io difatti mi stavo organizzando per come fare un po' di farming per vedere di farcelo. Era l'allerta polline però così, quindi era pure più forte. Ok. Credo funzioni anche quel boss. Ma io mi ricordo i pomeriggi che passavo su Kotor 2. Allora, tornavo a casa da scuola. Prima compiti perché così non avevo rotture di coglioni. Bravo. Qualunque commissione, qualunque cosa che avevo da fare. Andavo da qualche amichetto, si faceva qualche giro, si faceva qualcosa. Facevano 6, 6 e mezza. Tutto fatto, tutto pronto. 2 ore. Subivo l'interrogatorio giustamente dei miei. Fatto tutto? Sì. Posso giocare? Adesso mi chiudevo là dentro 2 ore. Non volevo sapere niente, già, ma non volevo sapere niente. Senza internet perché... Quindi se ti bloccavi in un punto erano cazzi, Gianmarco. Sì, sì, sì. Allora. Quindi noi comunque abbiamo preso un oggetto chiave. Io vorrei far uscire il bimbo, almeno per vedere di sbloccare qualche altra cosa, perché comunque le statistiche ci sono rimaste. Quindi se noi riusciamo a potenziarlo già adesso un bel po', quando scendiamo nelle zone più profonde farmiamo ancora prima dei memento. Allora, gli SP stanno un po' a fare cacchetta. Ok, 7 grimaldelli comunque ce li abbiamo. Dai, dai tesoro bello. Ofuda debilitante. Aspetta, c'è una notification. Talla Francesco Resuscitato che rinnova l'abbonamento. Grazie mille, Francescone. Francescone. Buonasera, sei bello. Sei un bell'uomo. Sei bello. Sei veramente un bell'uomo. Cioè, lo sei sempre. Tu sei un uomo dai sani principi, morali ed equini. Stavo per dire una cosa, ma non si può dire in live, peccato, perché mi avrebbe fatto molto ridere. Sentendoti parlare, Wesker mi ha ricordato la cosa più assurda dell'anno scorso, quando il CEO di Ubisoft mi pare accusò i giocatori delle mancate vendite del gioco. Un'affermazione simile negli anni 90 sarebbe stata seguita da un licenziamento in tronco con tanto di pernacchie nell'intera industria videoludica. Perché tu non hai sentito quello che ha detto il CEO di Electronic Arts per quanto riguarda Dragon Age 2 settimane fa? Io sono un uomo che sta andando a dormire. Perché sei un uomo bello, sano, forte,
col pene erectus che si fa un culo così dalla mattina alla sera ed è giusto che tu vada a riposare. Il riposo del guerriero. O di chi resuscita, dipende dalle circostanze. Francesco, mi raccomando, non andare in burnout, prenditi i tempi di riposo giusti e salutaci Claudio Amendola. Buonanotte. È vero. Buonanotte. Luigi, il CEO di Electronic Arts ha detto in parole povere: noi con Dragon Age abbiamo fatto un lancio perfetto e impeccabile e che comunque il gioco non ha venduto perché non gli è stato applicato un modello live service. Ora, già le parole Dragon Age e lancio perfetto, per l'impegno e la qualità che ci abbiamo messo, lasciano un attimino a desiderare. Purtroppo sono persone che stanno in alto e hanno potere, ma con dichiarazioni fatte di loro spontanea volontà, alcune volte sembrano dimostrare che non li provano neanche i titoli che danno l'ok per essere venduti. Secondo me non li provano. Ok, dimmi se si è sentito, che se no te lo ripeto. Oh, un altro di questi. Sì, aspetta. Provo che magari qualcuno critta. Si sa mai. Diciamo che ha vinto più di un pernacchio. E questa cosa mi portò su un forum a fare casini con una persona che ho poi scoperto scrivere non ho capito dove, e nel non riportare la notizia in maniera corretta, cioè portava solo una parte della notizia. Quindi io mi sono permesso di dire: guarda, visto che comunque vedo che partecipi a eventi, forse sei una personalità, magari era uno con milioni di non lo so chi era questo, però se vedo che riporti, c'è una dichiarazione scritta di un CEO, quindi non è il primo fesso, mettiamola così, che dice A, B e C, e tu riporti la notizia riportando solo A e C e non riporti B perché forse per qualche motivo a te c'è un problema a dire quella cosa, non lo so, per me stai facendo disinformazione. Che se poi mi fai un esame di tutto il percorso che ha avuto Dragon Age e dall'annuncio ai cambi di produzione a tutto quello che è successo, e in un articolo bello lungo non mi metti neanche una mezza nota su tutti i casini che sono successi per quanto riguarda l'inserimento di alcune meccaniche in modo errato, perché non si fa così inclusione era la fare Fantazio, non la fa Dragon Age. Iniziamo a dare il giusto nome alle cose. Non c'era un singolo riferimento a tutti sti casini in tutto l'articolo. Ok, lui ha il piano qui. Con gli SP siamo messi mediamente bene. Io vorrei trovare il signor Giuseppe, anche perché ok, Miritore non si sta facendo vedere, molto meglio per noi in questo momento. E lui comunque farà la fine di Persona 3 Reload e verrà usato per maxare i personaggi a 99 a questo punto. Ormai ho smesso di seguire la stampa, mi leggo le dichiarazioni originali in inglese. Oh, ma pure io di fatti, Pierluigi. Anche perché parecchie notizie non passano. Leggevo stanotte pure di un RPG che è stato tradotto e alcuni ragazzi si sono permessi di far notare come nella traduzione originale, prendendo il gioco in giapponese, una frase che ha un senso viene completamente cambiato comunque il senso della frase, perché doveva essere inserita la parola pronomi, il concetto di pronomi. Quindi la domanda è sempre quella:
Perché se Fai merenda- c'è... no. No, fai merenda con Girella, la domanda è sempre quella là, così pure la merenda. Però, perché per forza certe persone hanno sta cosa di infilare cose in un certo modo? Cioè, è questo, cosa spinge il cervello a dire? Perché chi ha un certo tipo di mentalità, mi dispiace dirlo, come se fosse sotto l'influenza di un culto. E chi è Sì. in un culto e si fa fregare non se ne rende conto fino alla fine. Perché se poi vedi anche altre notizie del genere, tu hai sentito cosa ha annunciato e che cosa ha detto l'Università di Bari 2 giorni fa? Ottimo, ottimo, anche con l'attacco più. Ma Allora, facciamo un po' di Joker. un pass. Mamma che pezzo. Mamma mia. Sciolti. L'Università di Bari ha fatto degli studi, proprio quindi sono stati pagati soldini, sono state fatte ricerche, si sono riunite le più grandi menti, hanno fatto sta ricerca. Pollen. È stato detto in parole povere che dire ad un evento, o anche io che parlo in live con persone che si possono collegare, non è giusto dire buongiorno o buonasera, penso a questo punto. Buongiorno a tutti, perché dire buongiorno a tutti non è inclusivo. Mo' io sarò ignorante, tante cose non le so, non ho fatto l'università, non ho visto tanti posti e tante cose ancora dovrò scoprire, ma mi baso sulla cara vecchia lingua italiana che buongiorno è saluto mattutino Vuol dire buongiorno. a tutti e tutte le persone presenti, a prescindere dal Comunque sei in sesso, dal ascolto. colore, quindi perché dire buongiorno a tutti non è inclusivo? Cioè, qual è il problema? Cioè, qual è il punto che ti porta a dire cose del genere? Che tutti è italiano, tutti è... cioè, tutti, Certo, ma io sono d'accordo, però mica me la convinto. tutti. Ehi! Puttanazza! Che minuto. Allora, Così gli devi dare palla di neve. palla di neve, tu sei debole al fuoco? Intanto vedo se ti entra scossa. Manco poco. No. Lui tira delle ceppole Ma- assurde. Sì. Però abbiamo Ryuji in panchina, Vabbè, poi Attenzione. si switcha un po'. Tanto se non ricordo male, questo incredibile gioco chiamato Persona 5 offre una funzione a un certo punto. Offre tante funzioni. Una funzione diciamo che non vieta, presente anche nel Fantazio. Un piccolo, un rapido scambio potremmo dire. Allora, quelli sono cugini. Lui e Fantazio sono cugini. quindi Assolutamente. Ma tu sei il Fantazio. Non ancora. Ne devo Perfino? finire il Fantazio. Sì. E io? Ok. Chiama tutti i gatti che ha rapito palla di neve e dice che sono agitati. E infine i proprietari degli animali stanno gettando la spugna. Usa le informazioni che ho ottenuto per cambiare il cuore del bersaglio. Calmati. Calmati. Con calma. Per le palle di neve. E tu sai, tutti i gatti sono lì. Le palle di neve sono palle di neve. Sono molte le palle di neve? Giusto, sono palle di neve, devo proteggerle. Finché le proteggo, le palle di neve saranno felici. Non sembri felice. Aspetta. I gatti sono agitati, ha detto la cosa dell'agitazione. Beh, ma se non ti giusto. Perciò il vero palla di neve è già morto, ok. Palla di neve. Palla di neve non c'è più. Lo devi accettare. È brutto, è triste, però te ne devi fare una ragione. Ok, siamo
anche arrivati oltre il livello. Oh, ma bufu finalmente. Che E poi cos'è impara quello? risposta. What the- Come nel 5X. Infatti gli ho boostato di più la difesa a lui. Mi faccio proprio i carrioni contro i boss, quelli forti, li faccio venire tutti e lui assorbe di tutto. What the- Anche lui ha visto Warrior. In combo con la dottoressa che mi aumenta del Vabbè. 4% gli Quella è HP rotta, massimi lo sì, e l'ho anche potenziata con la nuova skill tree, mamma mia. Quando lancia una cura per sbaglio, tornano tutti quanti full. Sì, sono tutti fullati. Tutti. Aspetta. Dragon Age ha avuto un lancio di alta qualità ed è stato ben valutato dalla critica e da chi ha giocato. Tuttavia non ha risuonato con un pubblico sufficiente e ampio in questo mercato altamente competitivo, con l'aggiunta poi dopo che è anche per colpa del fatto che non era presente nel titolo un modello live service. Quindi queste sono le parole, come vedi io ho detto l'assoluta verità. Io vorrei sapere però il lancio di alta qualità quando c'è stato. Io vorrei vedere persone che ne hanno parlate bene, perché il problema è che Io l'ho comprato, ricordiamo. Sì, lui l'ha comprato Io l'ho e io preso, appena possibile vedete. lo voglio provare. Lo voglio provare. Per quanto lo posso dare? Voglio Io, perché provare. non ce l'ho in copia fisica. Troverò quando sarà a 10-15 euro. Guarda, to. Oh, io già l'ho trovata a Top. 30. Non ci vorrà Top. troppo. La mia reazione è una grandissima cazzata. Sì. Ma assolutamente, ragazzi. Ma sono tutte bugie, purtroppo. E non ha senso mentire. Purtroppo sembra che di certi titoli non ne puoi parlare male perché in automatico hai No, sbagliato. Perché è inclusivo. Stai denigrando tutti così, lo zio. Stessa risposta che ho dato prima ad uno sul forum prima che iniziava la live. Stavo rispondendo proprio ad alcune cose di Avowed. È emerso il solito personaggio che, ma scusa, le persone non possono avere un'idea diversa dalla tua. Sì, difatti a me il titolo non piace per alcune cose che ho spiegato e a te piace. Io ho un'opinione, tu ne hai un'altra e io accetto la tua. Quindi il tuo problema qual è? Dov'è il problema? Cioè, non si può più dire che un titolo è brutto? Cioè, sti giochi devono piacere per forza. Il problema è che persone che si comportano così per esperienza proprio, per confronto, e ho proprio chiesto scusa, tu che titoli hai giocato? Mi capita sempre più spesso che la maggior parte delle volte sono o ragazzi giovani o persone che hanno, per vita, per qualsiasi altra cosa, hanno provato pochi titoli, però loro sanno. Ma gli hai fatto 142 con l'attacco normale? Sì, lui sta... Ryuji si deve rimettere alla pari perché sennò c'è un degno avversario per questa run. Katana potente gli abbiamo dato. È vero. Allora dobbiamo scendere dalla zona perché siamo da troppo tempo qui. Che c'è? Hai paura? Allora, Giamma, se vieni in questo momento ci fa molto Vabbè, male. mica ci deve prendere per forza. Scappiamo. Qui fa male lui. Il tuo cuore, c'è un camion. Può diventare un carro armato, guarda. No. Berzona. Morto. Direttamente. Morto anche quello. Comunque noi il giorno del Day One di Assassin's Creed porteremo qualcosa. Assassin's Creed 2. No. Il 3. No. Scusa, no, il 3. Brotherhood. Allora, è fatto in maniera molto comica, da come mi è parso di capire, perché ho visto un'auto da corsa simil Ferrari nel Giappone feudale, è già lì. Però dovrebbe uscire quel giorno un gioco che si chiama Yusuke Simulator. Ah, ok. Quindi, Facciamo quello. Volete ridere ancora di più su Dragon Age? vai, Luigi. sì, vai per Luigi. Tanto peggio di così. Tanto è morto da solo, si è ucciso. Io prima o poi lo finirò. Intanto oggi c'è stata un'altra notizia. Mm. Tu sai che io stavo seguendo Dottor Who, no? Te la consigliavo spesso. Sì. Mi hai Dottor appoppato le Who, palle. che è nata tantissimi anni fa, c'è da un sacco di tempo e tante belle cosine. Ora. Qui ce ne manca solo uno, aspetta. Allora, noi potremmo anche uscire.
Comunque Disney ha detto, ehi, tu BBC, c'è questa serie che va avanti da 60 anni. Dai, la facciamo noi, la facciamo diventare globale. Vai. BBC ha detto, sei sicura? Certamente, perché no? Ed è uscita sta stagione del Dottor Who che, diciamo, dire che era woke, dire che presentava, mortacci tu e di tua sorella, Pippo. presentava un certo tipo di meccaniche e di tematiche forzate eccessivamente in un certo modo, ha portato persone che seguono anche questa serie da un bel po' di anni a dire vaffanculo, non ti voglio vedere più. Notizia di stamattina, l'attore che interpreta il nuovo dottore sembra stia letteralmente scappando dal set e vuole andarsene a Los Angeles per fare altre cose. La BBC e Disney, giustamente visto i pessimi risultati avuti, stanno pensando di fare una semplice cosa, interrompere Doctor Who e stopparlo per 5 anni per far calmare le acque. Ora dico io, due punti. Avete preso una cazzo di serie storica, perché nessuna serie al mondo ha fatto quello che ha fatto il Doctor Who. L'avete letteralmente rovinata. Per che cosa? Cosa ci avete guadagnato? Non passa pure alla Velvet. In pratica non aveva nemmeno protezioni per le copie, è stato piratato al day one e la gente non lo scarica nemmeno così. Vero che c'è la pirateria e tra De Nuvo e altri si cerca sempre un attimino di sistemare la situazione al meglio. Però cazzarola. Almeno fare in modo che il titolo duri almeno un pochino, qualcosa del genere. Niente, niente. Allora, tu finalmente ci cambi il cristallo. Allora, che ora si è fatta? Mezzanotte, ok, dai. Ci siamo. Ok. Anello della vanità ci ha dato. Allora, noi qua ci servirebbe un altro punticino per aumenta soldi. Quindi qua dobbiamo aspettare che si sblocca la zona nuova o esplorare. Per le copie è stato piratato. Non avevo letto. Subito era stato piratato. Se la gente non te lo prende nemmeno gratis il gioco, magari due domande dovresti fare. Oltretutto, il non pubblicare i tuoi dati di vendita dicendo è andato bene, sì, ma i dati è andato bene. Questo pure dovrebbe far riflettere, diciamo. Così come nella c'è stato un meeting degli, come cazzo si chiamano? Gli azionisti? Degli azionisti, esatto, di Ubisoft, dove si chiedevano comunque informazioni per quanto riguarda come si prospettava il lancio di Shadow, e si sentono queste due persone parlare e dire una semplice cosa, così come abbiamo lanciato Star Wars lo scorso ottobre e a furor di popolo, mettiamola così riassumendo, che è considerato una delle migliori esperienze di titoli di Star Wars mai usciti, eccetera eccetera. Ora, un gioco che è stato criticato già dal teaser perché risultava anche lui statico e non troppo divertente, però tu dici è un teaser, aspettiamo il È gioco. un teaser, bravo. Esce il gioco e tutti si sono lamentati. Hai fatto uscire dopo mesi e mesi una patch correttiva dove la modalità stealth del gioco è stata completamente tolta perché dava solamente fastidio. Quindi tu mi spieghi con quale coraggio dici ad una conferenza degli azionisti è stato uno dei giochi più apprezzati e seguiti? Cioè, ma ci siamo dimenticati cos'è la verità, cos'è la realtà, o c'è bisogno un attimino che tutti quanti si va un attimo in bagno, sciacquatina di faccia, ci si sveglia, dice buongiorno, vediamo com'è la cosa. Perché cazzo, quel povero Star Wars me l'avete trucidato in tutti i modi possibili e immaginabili. Allora, Phoenix per Sì. Per me ci sta. Impara pure di Arama. Buttare una vacca. rango 1.
Il gioco di Star Wars è stato il più preso in giro, direi. Sono sicuro di... Sì, 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 ma di fatti questo dico. Dire degli azionisti, e questo fa capire quanto chi ha i soldi e chi decide certe cose, i piani super altissimi, non ne capisce un cazzo, passatemi il termine, non denunciatemi o qualunque altra cosa. Perché se io fossi un azionista di Ubisoft in questo caso, avrei detto aspetta un attimo, com'è andato Star Wars? Io so che non è andato bene, quindi ho buttato i miei soldi e faresti un attimino girare i soldi al meglio. Ma se tu senti una cosa del genere e ti ammocchi la cosiddetta palla, c'è un problema, c'è un grosso Diciamo che c'è problema. qualcosa che non va. Forse. Parliamo sempre dello stesso gioco di Star Wars che stava a metà prezzo dopo nemmeno un mese dall'uscita sullo store. Assolutamente. No, non è quello, un altro quello là forse, può essere. Rocksteady che ha preso l'Arkhamverse e l'ha buttato letteralmente nel cesso con Suicide Squad. Io lo devo provare ancora, l'altro. L'hanno dato col Plus, lo devo provare per sfizio, l'ha già provato. Che voglio vedere da quei bellissimi giochi di Batman che cosa è andato storto. Sembra da alcuni rumor usciti negli ultimi giorni che forse il nuovo gioco di Rocksteady su Batman, che è stato letteralmente annunciato ma non annunciato, ma è stato detto per salvare il titolo in borsa molto probabilmente, dovrebbe essere su Batman Beyond. Ah, posso dire? Molto bello se lo fanno. Tanto con l'Arkhamverse già te l'hai sputtanata la linea temporale presente, almeno c'è quella Esatto, futura però, da poter finché fare. questo gioco esce Rocksteady, tu ti rendi conto che non hai incassato nulla e il tuo gioco è fallito e non hai più introiti se non chi ti paga. E poi non so come funziona. Cioè, finché il gioco non esce, come si fa? Persona venuta da un'altra storia. Creatura divina, nata da un bambù luminoso. In molti la chiesero in sposa, ma nessuno riuscì a portare a termine le sue prove. Alla fine tornò a casa sua, la luna. Ah. Muta un secondo così. Credo. Che cos'è frecce splendenti? Allora, danno sacro leggero a tutti i nemici, da 4 a 8 volte. Ma questo è Assotobi però di luce, Pierluigi. Assotobi di luce. E c'ha bellezza sacra, triplica il danno di risposta. C'ha pure il contrattacco. E grazia divina cos'è? Ah. Vai, non lo possiamo fare. Kaguya è OP in Persona 5. Per forza. Non lo possiamo fare, Gianmarco. È troppo, al momento è troppo. Al momento è troppo. Sì. Giochiamo con una certa classe ed eleganza. Allora, togliamoci un po' di scartine da mezzo a questo punto. Così ci abbiamo i vecchi. Facciamo questo qua così. Gli diamo. Tu sei martellone. Martellone, sì. Abilità fisiche. Un po' di media. Ma c'è la mossa di Gigrobo. Maglio perforante. Ok. Meno così comunque dovrebbero darci pure gli sconti poi. Un po' troppo. Kaguya sì. Ma poi è regalata così. Vero che te la dà al Noi ci abbiamo 16. tutti quelli del DLC, basta che ne prendiamo uno, cioè è fatta. Cioè muore tutto con la semplice pressione di un tasto. Visto che è parecchio che non lo gioco Persona 5 e me lo voglio rigodere, per quanto possibile, no. Non è il momento. No. Allora, Bimbo depresso. Che cos'è il bimbo depresso? allarme pioggia, neve e polline sempre attivo. Oh. Prendi una certa persona del DLC e fai in solo il game, non scherzo. No, ma di fatti. Ce ne sono effettivamente un paio che prendi. Noi li abbiamo visti e ogni tanto ci andiamo a dare un'occhiatina così, anche per ricordare e per ritrovare dei vecchi amici che ci fa sempre piacere vedere. Però c'è anche da dire che ci siamo promessi che arrivati a livello 99, 100, tutto sbloccato poco prima della fine del gioco,
li prendiamo e li proviamo. Facciamo una prova. Tanto arriveremo a quel punto di persona come abbiamo avuto con gli altri, dove diventeremo delle macchine da guerra uccidi demoni. Quindi ci prendiamo, che ce ne sono 10, si mettono tutti in squadra e si vede un attimino che E si succede. provano tutti. No. Allora, Oh, il tu nudista. con 14 a forza, però aspetta. Allora, sì, 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 sì. Questa forse. Sì. Il Fantazio comunque da solo vale praticamente tutta la produzione di quest'anno combinata. È bello. Ed è un titolo Vero. inclusivo. Ed è anche un titolo inclusivo. Cioè, non volendo, Re Fantazio non si è imposto come... Guardate, vi faccio una storia davvero inclusiva. È uscito, ragazzi, qua c'è il gioco. Ha fatto anche una cosa meglio di un gioco che si è professato per fare quello e non l'ha fatto neanche bene. Quindi, sia lodato il Re Fantazio, sempre sia lodato. Gran gioco, gran gioco. Poi non è per offendere, ma io continuo a... Non per la parola in sé, ma per come avviene. Penso io che se una persona voglia comunque dire di non essere binaria a qualcuno della sua famiglia, dei suoi amici, ed è comunque un momento non facile, penso che scelga un momento adatto per dire questa cosa. Che tu butti una frase del genere così, sedendoti ad un tavolo, giusto per far dire la parolina non binaria. Ragazzi, Su. 2024, ancora. Questo piaceva, no? Vestito dono del cielo. Questo è un dono del Signore. Questo lo possiamo prendere pure dopo. Allora, Vuoi vedere quanto costa nel caso? Registriamola. no, no, vabbè, questi qua si registrano in automatico. Allora, Ehi! così, così, così. Spettacolo fantasma. Sonno a tutti i nemici alta. Eagon, danno maledetto pesante. Danza di Ali, riduce di molto la precisione di un nemico. Ma Eagon, danno maledetto pesante a tutti i nemici. Poi imparate. Aumenta la chance di innescare gli attacchi concatenati dagli alleati. Quindi attacco, boom boom boom, attacco, boom boom boom, attacco, boom boom. Vabbè. Sarà cool. Allora, solo registrate. Allora, era... Fenice, 7007. Se può fare. Brutti, stanno, facciamo schifo. Dono del cielo. Allora, La confronto. compriamo. Prendi. Oddio. Per un punto e un punto di magia in più, no, già ma... No, effettivamente no. Magari per qualcun altro in futuro. Sì, vediamo se troviamo qualche altra cosa. Allora, abbiamo speso tutto, le quest le abbiamo fatte. E ci siamo fatti le due secondarie, belle pulite pulite. Allora, Buonasera così. va bene. Buon per lei. Ok, la signora dei gatti è tornata in sé ed è andato tutto bene. Madarame è a letto perché ha avuto il risveglio e starà lì a piangere. Che pezzo di merda che sono stato. Ed è entrato Giugno. Buon giugno, da zio. Buon Giugno, sì. Sai cos'altro esce? Summer episode? Siamo lì? Sai cosa esce? Sai cosa esce, da zio? Che cosa? What the? Karate Kid, il film. Effettivamente è anche allora, sì. Come Ragazzi, che- voi ve ne andate? C'è un po' ingredienti. Ok, andiamo ad ascoltare i clienti, almeno vediamo di fare... Anche perché non possiamo andare in giro perché siamo stati nei memento, qui non c'è nessuno da fare. A questo punto lo zio
Cuciniamo un po' di curry e ce lo portiamo per gli SP. Il miele è un nettare floreale raccolto dalle api. Come ingrediente segreto del curry ammorbidisce la carne e aggiunge dolcezza. Il miele dona profondità al profilo gustativo del curry senza indebolirne gli aromi. Ottimo. Yeah. La miseria, era pure coraggio, porca la miseria, non possiamo chiamare la professoressa. Noi ci dobbiamo sbloccare il power up dell'insegnante per avere la mattinata libera in più e poter fare qualche altra cosa. Allora 8.3. ok, con Madarame andrà sicuramente meglio. Oh, tu guarda. Sì, capita. Succede. Esame di coscienza? Capita. Beh, noi non lo so. Vabbè. Moglie. Noi eravamo in giro a fare altre cose, quindi non lo so. Allora, dopo scuola, se oramai saremo sempre col polline, va benissimo così. Non ci sono social link da portare avanti. Questo è un brutto danno per la nazione. Allora, ci conviene, aspetta. Qui possiamo lavorare adesso? Allora, aspetta, io devo vedere una cosa, è che forse sto facendo un piccolo errore. Ecco qua, per questo non potevamo completarlo. Ok. Quindi di sera... No, dobbiamo andare di sera dopo che abbiamo parlato con il vecchietto in piazza. Giusto. Allora, di domenica dobbiamo venire a comprare qua. Yusuke, che ci fai qua? Ci sblocchiamo te? Non ancora. Mio fratello, io. E a questo punto conviene fa sempre... Al momento sta cosa qua dobbiamo portare almeno il coraggio a 3 così da sbloccare sia il social link dell'armaiolo che per poter telefonare all'insegnante. Quindi al momento l'unica cosa è fare questo. Porta paninazzo. Vai col paninazzo. Tanto non ce la facciamo di sicuro. Dai. Dai, livello più, dai. Non va. Non va. Vabbè, però ci stiamo arrivando, Giamma è là. È nell'aria. Allora, quanti giorni mancano? E che noi dobbiamo staccare prima dell'ultimo giorno, e che sennò parte Ah, c'è l'armatura a scuola. mega cutscene. Vabbè. Allora, 3 giorni. Messaggio di chi? Ok. Potremmo portare avanti Mishima. Però questo è il 5. Quali alternative abbiamo? C'era cosa, mi sa, Anna? C'è Mishima, c'è l'oratore. Mo possiamo farla perché abbiamo sbloccato il lavoro lì. Quindi vediamo di avviare lui, così prendiamo più persona più facilmente. Ok, sì, già te l'abbiamo detto. Ok. A questo punto facciamo di qua. Ok.
Migliora la perizia, però a questo punto va bene. Salve. 待ってたよ。質問は Niente, a posto. Bello perché io qua ci vengo a lavorare pure su Persona 5X, quindi mo hai capito? Sta. お疲れ様。 Vabbè, grazie mille. Comunque sono soldini in più. Noi abbiamo comunque gli oggetti da vendere che abbiamo preso mo nel momento, quindi con i soldini al momento siamo a posto. Fino a quando non si aggiornano i cataloghi stiamo un pochino tranquilli. Poi 5 minuti e finisce tutto. Però non c'era il tipo. Sì. Non doveva uscire l'oratore. Sì, sì, no, era lì seduto che stava mangiando, però giustamente la prima volta non ci dà tanta confidenza. Ok, a questo punto... Coraggio, qualcosa sul coraggio ce l'abbiamo? Conoscenza dei crimini. Questo ci porta al presidente. Così. Sì. Vai allora. Ok. Io mi ricordo che il presidente faceva qualcosa di losco e peccaminoso come il suo solito modo di fare prevede. Insegna. Dovete di sbloccare il libro per leggere più velocemente. Allora, In biblioteca. c'è Maruki. Questo va fatto. Consapevolezza, chance di ripristinare gli SP di Joker quando scarseggiano. Questa va fatta assolutamente. Allora, Maruki. A questo punto dobbimo prendere il consigliere. Quindi dobbiamo andare un attimo almeno nella Velvet. Stava sopra. Giustamente abituato a cercarla con l'avviso, ha dato... Sì. Lei sempre molto gentile, mi Sempre. raccomando. Allora, consigliere. Consigliere, ecco qua. Abbiamo sempre solo questo qua al momento. A questo punto se lui ci può risolvere sta questione degli SP. Ok. Allora. Quindi questo era il grado 4. Ah, ci ha fatto trovare un bel caffettino. Allora, rango 4. No, aspetta, rango 5 giustamente. Ma è fantastico. Ok. Quali biscotti sono stati eletti i migliori? La risposta è uguale. È finita in parità. Caricare il telefono. Hanno preferito il biscotto singolo perché non avevano altri biscotti con cui fare il paragone? Esiste una legge chiamata principio di scarsità. Il suo significato si intuisce già dal nome, la gente è attratta dalle cose più rare. Per capire gli effetti di questa legge basta osservare l'entusiasmo di tutti per le edizioni limitate. Come quello di Assassin's Creed. Ehi, ha ragione. Non ho capito un cazzo in quello che hai detto, ma mi dai 3 punti, quindi hai ragione. Sì papà, volevo dire signore Mario. Sì, futuro me stesso da un universo alternativo. Dai, caccia il futuro te stesso, no?
Ma secondo me per il fatto di Persona 5X c'entra lui qualcosa in qualche modo, eh. Io non so, non conosco. La butto così. No, no, tu conoscerai. Lo so. Tu lo vedi così calmo e tranquillo? Lo so. Tu non hai idea quello che cazzo succederà, Giamma. No, Non te lo puoi mai immaginare non ho proprio. idea. Dai, caccia il futuro, dai. Allora. Ehi, dottor, basta che è buono il biscotto, non ci sono problemi. Basta un preconcerto per toglierci della gioia. Non proprio una verità. Immagino di sì. Ok. Io qui giustamente li faccio veloci, ma ti lascio immaginare la prima run, così come sarà con la run di Persona 6, quando arriveremo ai social link. Non ci mettiamo con la guida in live, assolutamente no, no, no. Si smette, si ragiona, si cerca di capire qual è il risultato migliore. La prima. E si cerca di capire come fare al meglio. Come sempre si punterà a fare la perfect già dal primo gameplay, ma sarà impossibile. Poi se riesce io sono contento. Già si esce Persona 6 sono contento, proprio di base. Come minimo Lozzi, quando esce Persona 6, per fare il true ending all'inizio del gioco dovevi andare indietro invece che avanti. Ma tu non sei andato indietro. Indietro c'era il true ending. Faccio un predict. Io il giorno in cui so che mi arriverà la copia di Persona 6, la prima run va sempre fatta blind, poi magari usi una guida, sì, la prima deve essere proprio pulita, linda, cristallina, frizzantina. Come Alfonso. Il 6 poi ci sarà tutta una procedura di 1 o 2 giorni prima, giornata di relax alla spa, rilassamento mentale, psicofisico, tutti gli organi devono stare bene, tutto deve stare bello tranquillo, sistemato, scenetta al punto giusto, birretta bella fresca, si avvia il gioco. Ah! Poi ci sarà da passare la parte iniziale dove ci vedremo un film per un bel po' di tempo, però poi dopo, quando si inizia a giocare, anche perché pure qui è stata lunghetta la parte iniziale, però comunque poi una volta tolta, già adesso, diciamo più che altro conviene sempre aspettare il secondo palazzo, mettiamola così, il secondo capitolo. Allora. E il professore lo abbiamo portato avanti. Allora a questo punto io direi salviamo qui, così la prossima volta già siamo pronti e ci facciamo gli ultimi 2 giorni, più ci vediamo il blocco nuovo di storia, perché ne volevo approfittare con Gianmarco, visto anche l'ora, così io adesso lo avvio e vediamo un attimo. Gianmarco mi deve far uscire un personaggio, perché se no, per forza. Abbiamo una media di pullata di 60, a 80 c'è il primo step per averne uno 5 stelle garantito, quindi, ma l'introduzione delle persone è quasi sempre ottima. No, ma di fatti è fatta bene, il problema è che comunque quel solito blocco di storia che dura più del normale e tu sei lì 3 ore che dici sì, ma fai giocare per piacere, sei Persona 6, ti sto aspettando da anni e anni e anni, fammi giocare per piacere. Però già ho notato che rispetto tra Persona 5, anche la versione Royale, e Re Fantazio, il primo blocco di storia che nei titoli Atlus è sempre quello più pesante, mettiamola così, se ne è sceso davvero tranquillamente per Luigi. Quindi se anche se Persona 6 usano questo approccio qui, va bene, anche perché è giusto e loro lo sanno fare benissimo di settare il building, sanno farlo, sì,
Ragazzi, sto tutto qui bloccato, non ce la Mi è faccio piaciuto più. il flow, C'ho il capire? cervello bloccato, non Era ce la faccio diventata più. quasi un freestyle. Vabbè, di stasera sei Eminem, cazzo. Perché? No, Ah, sì, stai vabbè. facendo un bel flow. Più che flow sto continuando a cacciacatarro, una quello è flow, continuazione. quello è flow. No, ma non penso che Eminem rompa che fa concerto, ma Quello e si soffia il naso. fluido. È Floyd, Lo zii. mamma mia, Gianmarco. Lo zii, Madonna lo mia. zii, incredibile. Mamma mia, Gianmarco, vergogna. Ma Anatema su di te. no, Anatema del Drago era una carta di Yu-Gi-Oh! Allora, vediamo se si avvia o se devo avviare la VPN. Sega. Otros. Allora, facciamo il logino. Dimmi se entri per piacere. Dai persona, dai. Dai che stasera c'è quel personaggio lì, dai. 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 Quando oggi io Dai, ho detto a c'è Francesco anche il fatto Pierluigi. di Yakuza, ho fatto, posso prenderlo? Come se avessi fatto Così è un regalo. felice, tranquillo, sereno. Posso prenderlo? Kakukat è tutto felice Ci e aggiungo contenti. anche una cosina, Ci Francesco. aggiungo anche una cosina. Allora, Tu sempre vestito da gangsters? allora. Sblocco un attimo Allora, ti i metti bonus. tutto. Allora, non ho fatto le giornaliere ieri, però livello 31, devo ancora prendere il pass. E tipo no, per farti vedere, hanno messo, questo è il vestito del mese. Però per ogni vestito c'hai anche varie colorazioni. Ecco, a posto. Io ti ammazzo a te e alle Ecco, colorazioni. guarda, io prendo questo. A me piace la mi- roba cafona, lo zio, non questo. No, ci sono, ne ho so. pure sbloccato qualcuno. Allora, evento di San e Valentino. Vedi, questo è tipo tutte che ti danno il cioccolato e dico, ah, perché siamo tutte quante qui, tutte insieme? E poi succedono poco. Allora, Yakuza è pieno di cazzi, sempre ti piace, ci sono tante cose, anche skipparmi, la prima volta non lo faccio mai, sì. no, ma la prima volta è proprio sacrilegio Devi e vedere tutto, vilipendio alla bandiera, non si può fare, non si può fare. Allora, domani mi completo il puzzle. Gianmarcone. Allora, Gianmarcone. Iniziamo con la prima. Vai, first try, Allora, first try. Vado? È il settimo PG, no, devi. ah, ok. Allora, Settimo prego. PG della Summon nel PG nuovo. vai. La firma di oggi è Galt. Bravo, non fai domande, mi fa piacere. Gianmarco, è il primo gacha che gioco con così tanto in vedi? Pippo Baudo, Settimo personaggio. potere di Pippo Baudo, vieni a Primo. noi. Secondo. Terzo. Quarto. Quinto. Sesto. Non è lui, mi sa. Non credo sia lui. Vabbè. Oh, però al settimo è uscito un PG. Ho fatto un predict. Non è quello che mi serve, Non è- però va bene. Va benissimo. Va benissimo. Galt, un nome che per me vuol dire molto. Io l'ho detto a caso per Luigi, quindi ho fatto un Che ti ha ricordato? Allora, il problema è che essendo uscito un personaggio a 5 stelle, Mo si è si è resettato. resettato. Non ci converrebbe andare sull'altro, lo zio. Che ce lo assicura a 110. allora, tanto il banner questo qua Dura dura altro altri mese, 34 così. giorni. C'ha facimma lo via, lo zio. Questo te lo assicura. Allora, Io se ho capito bene, questo lo assicura. Golbat. L'hai detto. Sesto PG. Manchi solo tu. Finisci. Esci. No, già ti abbiamo. Era un vecchio romanzo americano, non ne avevo idea. E per il momento niente. Però. Galt ha fatto uscire 5 stelle. Allora, noi possiamo scambiare 4 carte che non sono poche. Assolutamente no. Qua non c'è niente. Qua 700 punti
Questi me li devo un attimo studiare. Ci stanno anche i gettoni per le armi, lo zio, eh. Sì, però io mo tutte le risorse purtroppo le devo fare qua. Vai, vai. Usso te! Ah, uso te? Ok. Sei pazzo, lo zio. Già ce li ho tutti questi qua. C'è l'album, il Grimorio. C'ho tutti quelli usciti finora. Tutti. Però vedete, lo skip non porta bene. Lo skip non fa uscire un cazzo. È la dura vita. In uno così per... Non so se ce la facciamo. No. Va bene. Vabbè, il 5 Va stelle bene. però di Allora, stasera. ci sono dei regalucci. Comunque tutti i giorni hanno fatto nelle Velvet le challenge che c'erano dall'inizio del gioco. Con l'introduzione della valuta nuova, in automatico hanno messo una barra più di quelle completi, più gettoni di questi prendi. Non ho dovuto riprendere niente, già ogni giorno in automatico mi arrivano tutte queste gemme per potenziare i personaggi. Allora, l'unica cosa che devo fare a questo punto, dove sei? Eccoti qua. Ti mettiamo a livello 2 e ci fai. Allora, mo si cerca di capire. Ok, perché lei usa in base alle mosse che fai, prendi dei sapori. Perché lei fa i cocktail esattamente. Ah, ricordo questo. Quindi a parte vabbè avere gli incrementi, allora lei adesso fa il mojito e Ti quindi restituisce sempre uno dei sapori. Fortissima sta cosa. a posto. E passiamo di grado. Ok. C'ho tutti. Lei non c'è. Guarda, ci sono tutti gli amichetti tuoi qua, tutti. Stanno tutti quanti qua. Tu cosa vuoi? No, buttati. Che ne dici di una bevanda fredda? Ma che Qualcun stai altro chiedendo, vuole... Allora, lei è... Aspetta. Lei è lei. Però lei è il personaggio uscito durante il Summer Event. Sono disgustato. Ed è uscito lei e anche lei in versione estiva. Che gioca a pallavolo. Sono svergognato. Ma tu perché non hai visto la cosa più bella? Sono stati aggiunti dei vestiti. Io ho il vestito estivo. Al momento si Vabbè, sbloccano questo è solo bellino. questi qua, sì. Questo è bellissimo. Però Questo è cambia bellissimo. anche le grafiche di alcuni degli attacchi. Oh, sì, quello va messo un po'. Guarda quanto cazzo è bello. Ecco qua. A posto, messo. Cioè, sta pure a tema col drago. Qua sono riuscito quasi a maxarmi del tutto. Guarda che si mette pure in posa con le lenti, però qua lo fa bello. Le armi sto riuscendo a prenderle piano piano e le sto potenziando. E per il resto stanno salendo. Ottimizzando un pochino sono riuscito a far salire lui. Il Do. Questo è l'albero nuovo delle abilità che hanno messo. Questa è l'ability di Doc. Quindi Conosco già. oramai si copiano e si scopiano l'uno No, con ma l'altro. funziona sempre così. È normale, è naturale evoluzione del gioco, quindi ci stiamo. Mi aspetto un altro potenziamento. L'altra cosa che hanno fatto è che hanno messo altri due bonus qua, perché qui si fermava a 70. Hanno messo anche 75 e 80. Quando hanno messo sto bonus, io mi sono dovuto mettere un giorno per 10 minuti per sbloccare tutto tutti i personaggi. Vabbè. Quindi, però sono tutte cosine a gratis. Allora, Scattiamo un po' di cose. metto a fare un po' di cosine notturne. Questa 13 minuti. Ok, e voi mi andate in missione stanotte nel frattempo, così. Questo c'ho tempo fino a domani. E c'ho altro da fare. Ok, io ho ricominciato qua a riprendere i frammenti del personaggio e vedo di potenziarmi al massimo lei. Ok. Che lei al grado massimo comunque una volta per turno resta uno in automatico. Con questa è finita, perché in alcuni fight sto iniziando a perdere dei personaggi. Questa è fatta apposta. Finita. 60 ce ne vogliono, quindi ci vorrà un pochino di tempo. Questi sono tutti i regali che mi hanno dato le ragazze per l'evento di San Valentino.
Sì, tutti i regali. Sì, vai così. Io voglio solo vedere una cosa e stacchiamo anche perché siamo comunque in orario. Si è sbloccato la terza parte dell'evento? Alla quarta parte? Non ancora. Prima confessione completata. Allora, la modalità è semplice. Invita una persona fuori. Invita una persona fuori e... No, me l'avevi spiegato. Sì. Però il caso vuole che io la romance la sto facendo solo con lei in questo momento. Io mo sto cercando di capire qui quando mi farà fare l'episodio speciale di San Valentino. 3 giorni, aspetta. 3 giorni al giorno della confessione. Quindi tu ti devi confessare ad una persona o a più persone e poi quello che succede succede. Allora, Pierluigi, grazie mille che sei ritornato qua da noi. Quando c'è persona e ti vediamo è sempre un piacere in ricordo dei vecchi trionfi e persona rompigioco creati grazie a te. Noi adesso andiamo a dormire. Anzi, vado a mangiare. C'ho un po' di sushi che mi è rimasto da ieri. Ho mangiato ieri, sì. A questo punto vado a fare una piccola inforchettata. Si lavora un po' e poi vediamo domani cosa fare. Il 21 ritorna il Remedy Connected Universe, visto che siamo stati gentilmente minacciati di riportarlo con urgenza e noi abbiamo accettato senza problemi. Quindi buonanotte a tutti, ragazzi, a domani. Buonanotte.